Benvenuto in questa nuova puntata del Guardone qui su Matto Scacco. Ok, oggi ci andiamo a vedere le partite, le commentiamo in diretta di giocatori molto forti. Volevo avvisarti che attorno al 15 di settembre uscirà un nuovo corso sull'Accademia sulla difesa siciliana, quindi se sei un sicilianista non puoi perdertelo. Adesso siamo sul sito lichess.org, andiamo su guarda, partita in corso, andiamo a selezionare la modalità rapid e ci becchiamo questa che è appena cominciata. 2500 col bianco contro 2400, che apertura strana, vediamo se riusciamo a rivedere le mosse dall'inizio. Ok, interessante. Sì, è una sorta di Marozzi, un dragone accelerato, una sorta di dragone, struttura Marozzi a colori invertiti. Ok. Vediamo un po' come va questa partita. Allora, il bianco ha tolto giustamente la propria torre da questa diagonale e potrà anche supportare B4. Il nero ovviamente si sta espandendo invece da quest'altro lato, dove potranno esserci cattiverie. Che manovra di cavallo! Guardate con la velocità. Sì, e qui un cavallo mi sa che non puoi impedirlo, anche perché guardate quanti buchi. È molto generoso il nero, sta creando parecchi buchi e di questo sicuramente ne risentirà la struttura. Ma ce n'è un po' di luce, che qui è luce fu. Ok, qui non so che cosa fare. Se fosse il nero non so che cosa fare. Cavallo qui, ottimo avamposto per questo cavallo che chiede il cambio. Inchiodatura su questo cavallo, interessante. Mamma mia, che forti che sono questi giocatori. Hanno 10 minuti a testa ma stanno utilizzando pochissimo tempo. Ok, ora si può andare anche di alfiere scacco. E adesso il bianco inizia ad entrare in vantaggio. Vantaggio di materiale, un pedone di vantaggio, anche se questo pedone B purtroppo è molto debole. Non si riuscirà a spingerlo se non robe di questo tipo, però è difficile. L'alfiere andrà probabilmente in D2, però non lo so. Questo cavallo potrà essere veramente insidioso, potrà andare in posti dove non batte il sole. Ok, vediamo un pochettino. Io sì, penso che il bianco sia messo molto bene. Alla coppia di alfieri, la coppia degli alfieri voi sapete che è definito un vantaggio e in effetti questa era da aspettarsela. Sicuramente qui il bianco non deve catturare, altrimenti va a peggiorare la propria struttura di pedoni e dopo un eventuale cambio non si cambia col pedone in F, ma bisogna cambiare col pedone in H, questo per mantenere inalterata la struttura pedonale. A3 è di preparazione a B4 chiaramente, vediamo se il nero riuscirà a impedire questa spinta, penso proprio di no. Questo cavallo purtroppo finché non va qui è tagliato fuori dal gioco, dovrebbe andare in F5 per andare in E4 e poi potrebbe andare anche in B3, molto interessante questa manovra di cavallo. Vediamo un pochettino come decide di giocare il bianco. Il bianco deve ancora mobilitare la donna, riuscirà a prendere spazio con manovre. Beh, già questa donna 4 con un doppio attacco su questo pedone può rivelarsi interessante, perché una spinta di questo tipo è veramente audace, però si libererebbe questo tipo di diagonale, perché altrimenti bisogna giocare di qui. È anche vero che la catena di pedoni ti indica sempre la direzione dove devi attaccare. Ok, il bianco sta seguendo quello che dicono i pedoni, attacco sull'ala di donna. Attenzione che si sta per creare un pedone passato. Il nero ha lasciato che si creasse il pedone passato. Il nero ha lasciato che si creasse il pedone isolato. Non ho capito il senso di H5. Vediamo se trovo una soluzione. Forse vuole giocare semplicemente H4, però forse andava catturato, perché B5 è troppo forte ora, no? Penso che
Anche il computer converrà con me, dopo comunque l'analizzo, voglio capire, sì, H5 e H4 penso che voglia fare, no? Che comunque per carità è forte anche questa, ma se il bianco se ne frega forse è ancora meglio, no? Che dici? Anche perché non ci sono possibilità, non si può giocare questa, non si può giocare... non lo so. A istinto farei B5 così, senza neanche pensarci su due volte. Però ovviamente è sempre più facile parlare quando non stai giocando, quando guardi da fuori una partita è sempre tutto molto più semplice, anche perché calcoli la metà delle cose di colui che sta calcolando, di colui che sta giocando, che sta calcolando. Va bene, ci siamo capiti. Niente, il bianco si è impallato, fa il 404 non trovato, è andato in palla. Questa mossa ha impallato il bianco. Ma scusa, su H4 si potrebbe giocare un G4 molto audace con... non lo so, non lo so. Fatto sta che... boh. Oppure sta pensando a dei mega sacrifici, perché quando uno pensa 2 minuti e mezzo, 3 minuti su una mossa di questo tipo, allora, o è andato in bagno e cerca che mi scappava, e se è andato in bagno in realtà non sta minimamente cercando di capire che mossa giocare, oppure gli hanno suonato il citofono. Spesso Amazon, spesso quando sei a casa, che sei lì che stai giocando a 3 minuti, suona Amazon. Porca di quella vacca, cioè non suonate mai, mi lasciate sempre i pacchi lì in giardino senza mai suonare. E poi quando mi dovete magari spedire una penna, anziché buttarmela nel giardino, mi suonate e io perdo per il tempo. Chiaramente perdo per il tempo. Va bene, sì, penso che il bianco stia facendo i fatti suoi. Sono certo che il bianco non è la scacchiera. Eccolo, la giocata. B5 la giocata. E adesso il bianco dovrà giocare per cercare di portare questo pedone a promozione. Bisognerà portare questo alfiere sulla colonna aperta, quindi presumo torre A1, alfiere in A5. Spesso questi alfieri, spesso sulle colonne aperte uno pensa solo a metterci pezzi pesanti, ma gli alfieri sulle colonne aperte sono micidiali, anche perché poi questo alfiere da qui potrà essere ancora più micidiale. Tra l'altro questo pedone promuove su casa scura, quindi se si riuscisse a supportare la promozione di questo pedone, ok, niente, l'alfiere deve rimanere qui assolutamente. Il nero va di contrattacco, forse è un tutto per tutto da parte del nero. Questo pedone chiaramente inchiodato. H4 però si può giocare lo stesso, però dopo H4 questa volta non c'è più G4. Ok, ottima misura difensiva, il re si toglie da tutte inchiodature, robe strane. Adesso non vorrei che il bianco mi va a catturare qui. È un folle se lo fa, ma non penso che lo faccia. Beh, nel dubbio io intanto farei alfiere per cavallo, così questo cavallo si toglie da sacrifici e cose varie. Alfiere per cavallo. Torre. Torre. E a questo punto io vado con E4. Alfiere per cavallo, torre e vado di E4. Con E4 minaccio la torre, vado sulla presa al varco, la torre deve tornare indietro e libero anche la diagonale alla donna. Mamma mia, abbiamo risolto una posizione incredibilmente complessa, ma non andrà mai così perché su alfiere per cavallo c'è pedone per e su pedone per... non lo so. Comunque alfiere per cavallo io la farei, non so voi, ma io la farei. Anche se mi piange il cuore dare questo alfierone, guardate quanto è potente. Però questo cavallo è altrettanto potente. Questo cavallo in combinazione con la donna nei pressi del mio re è altrettanto potente. Io penso che il bianco ha avuto il secondo attacco di diarrea, poverino, chissà cosa ha mangiato. Vai al McDonald's, vai. A parte che se vai al McDonald's non vai di diarrea perché ci piantano dei massi nello stomaco, quindi non è che tu dici vado fluido, no, sono proprio dei mattoni. Vabbè, però è buono e quindi ci andiamo lo stesso. Allora, sì, alfiere per cavallo. Pedone per.
Ha fatto pedone davvero, ha fatto pedone davvero. Pedone per, attenzione che si libera anche l'alfiere adesso. Non so se era la meglio, però non è male, non è male anche. Devo dire che non è male anche questa. Non è male anche questa. Questo pedone riusciamo a toglierlo da qui o rimarrà a vita? Mamma mia, questa donna deve tornare a fare qualcosa. Sto cavallo da qui rompe le scatole. Il cavallo tra l'altro è inchiodato, non può togliersi da nessuna parte, poiché segue per esempio torre per G6. Intanto il bianco vuole piazzare il pedone in settima e sono più che d'accordo. Attacchi su questi pedoni, ottimo. Ottimo, chissà se E3 si potrà giocare. No, troppo rischioso. E3 è bruttissima. È veramente bruttissima, anche perché dopo questa, no, brutte cose che non ci piacciono. Ma è improponibile. Bisognerebbe poi giocare donna G2 con un po' di pressure test qui sopra. Questo alfiere è fastidioso, eh? Questo alfiere è fastidioso. Donna qui. Vabbè, vabbè, va bene, va bene, va bene. Adesso tocca al nero. 3 minuti contro 5 minuti e 57. Partita ancora piena di emozioni. Un solo +1 di vantaggio di materiale per il bianco. Dove lo vedo il vantaggio? Lo vedo qui in basso, c'è scritto +1. Ok, mossa audace. Questa mossa serve a creare sia lo spazio per il cavallo, sia a supportare eventuali matti di regina in G2, che ovviamente a togliere spazio al re bianco. Torre. Ok, si minaccia questo, chiaramente. Si minaccia anche un bel raddoppino. Bella, bella. Chiaramente era molto, molto più bella questa mossa che giocare poi donna G2. A parte che ora non si può neanche più giocare, però credo che questo tipo di setup sia migliore. Cioè con la torre davanti che sfonda e la donna dietro. Alfiere qui per tenere il pedone. Ok, benissimo, benissimo. Il nero purtroppo ha una torre che non può spostarsi da qui. Purtroppo la colonna H è chiusa. La torre forse andrà in difensiva su G. Però non può spostarsi, altrimenti c'era questo con impedonatura. E la posizione del nero sta crollando pian pianino sotto le manovre fantastiche da parte del bianco. Il cavallo cerca di portare le ultime minacce. Penso che qui si possa giocare anche un po' passiva. No, non si può giocare, stavo pensando a questa, ma non serve assolutamente a nulla perché ci si piglia il perpetuo. Come ci si difende da questo semplice attacco? Wow, il bianco continua a sorprendermi. Continua a sorprendermi, mossa dopo mossa. E in effetti ha sempre ragione, perché ora c'è questa che non porta assolutamente a nulla. Perché dopo donna E1 il cavallo si è perso. Si è perso il cavallo perché non c'è più neanche cavallo in C3. Perché non ha giocato cavallo in E1? Mi sono perso qualcosa? Cavallo in E1. Boh. Cavallo in E1. Cattura. Non lo so, va bene, poi dopo analizziamo. Comunque la partita è andata così. Il cavallo è ancora in salvo. Ok, adesso si cambiano i cavalli. Prima si aumenta la pressione qui sopra. Poi si cengizzano i cavalli e si piglia un altro pedone. No, non si piglia un altro pedone perché siamo a 3 attaccanti. E comunque lui ha 3 difensori. Ok, bisogna aumentare la pressione ancora. Donna di dietro che permette scacchi così. Servono a qualcosa questi scacchi così. Ok, vuole triplicare. Il bianco ha appena detto io voglio triplicare i pezzi pesanti. Attacco doppio alla donna. Cazzarola, oh, non gliene sfugge una. Non gliene sfugge una.
al bianco, che forte, veramente si vede che è di un altro livello, veramente forte. E adesso c'è questo, donna per H5, ok, il nero si è arreso. Il bianco non ha giocato bene, di più, anzi sono talmente curioso di questa partita che oltre ad analizzarla voglio scaricare il PNG e voglio andare a metterla su chess, perché sul motore di analisi di chess lui mi potrà dire la percentuale di precisione. Impara, analisi, carica PNG, allora adesso incolla, carica e analizza. Allora, vediamo il bianco che percentuale di precisione ha avuto. Secondo me è stato veramente una macchina, bravissimo, bravissimo. 96,9% di precisione, devastante. Allora, già che ci siamo, ci guardiamo da qui l'analisi. Allora, questi sistemi qui col fianchettino, se uno li sa giocare bene, sono interessanti. Cavallo qui, che manovra. Che manovra, cioè da subito ha detto ok, io vado a prendere sto buco, quindi faccio questa manovra, questa manovra, questa manovra, questa manovra, e qui devi avere una bella mente per fare una cosa di questo tipo. Capablanca amava questo tipo di manovre qui. Ok, e vedi, ha giocato tutto in automatico, qui ha fatto tutte mosse in automatico, zac, cioè senza neanche curare quello che faceva il suo avversario, ha fatto questo percorso, fantastico. Questo è un errore, perché dice che appunto c'è alfiere G5. Perfetto, ok, qui è andato a vantaggio di un pedone, benissimo. Ecco, qui diceva E3 anche il computer, bene bene. Ecco, questo è chiaramente un errore, bisognava catturare questo pedone onde evitare di dare appunto il pedone passato, quindi H5 è un errore, però sicuramente qui il nero ha detto perdere per perdere, almeno cerco di giocarle tutte. Va bene, ecco, questa era la migliore. Questa era la migliore. Qui cos'è che invece pensava dell'alfiere per cavallo? Alfiere per cavallo come me la consideri? Quanto vantaggio perso. È un errore grave perché c'è donna per F5 e dopo comunque c'è sempre G per H. Ok, non risolveva la posizione alfiere per cavallo, perché comunque questa tensione rimane. È vero, c'è il cavallo che rompe meno le scatole, ma sì, va bene, hai assolutamente ragione. Questa, torre G1, e qui ovviamente c'è poco da fare. Ecco, qui donna F1 diceva che era meglio fregarsene e giocare subito torre G4. Come vedete, ragazzi, la miglior difesa è sempre l'attacco. Cioè, qui c'è questa, vediamo se c'ho qualche mossa migliore, e c'era questa. Va bene, va bene. Donna F1 penso che vada benissimo, torre qui, va bene, raddoppio. Ecco, qui questo è un errore. Questo è stato un errore. Bisognava giocare alfiere C3. Alfiere C3. Alfiere C3. Sulla cattura qui. Alfiere E5. E sulla cattura qui. Alfiere F6. No, vabbè. Va bene, va bene. Queste sono robe un po' fuori di testa. Su questa addirittura la migliore secondo il computer era donna D1. Donna E1 è un errore perché c'è F3 e anche su donna F1 mi sa che c'è sempre F3. Eh sì, fortuna che il nero non l'ha vista, perché su donna D1 F3 donna 4 si riusciva un po' a tornare in gioco, anzi così. Ok, mentre su questa il nero purtroppo qui ha perso una chance d'oro, il nero, cattura, donna qui, va benissimo, qui ha perso l'altro pedone e poi raddoppio. Qui abbiamo il bianco che ha un più 11,4 di vantaggio e niente, qui addirittura diceva di sacrificare la torre sul pedone qui. E qui il bianco non avrebbe neanche dovuto catturare la torre, ma alfiere per G6. Vabbè, fantastica. Molto preciso il bianco. Avete visto? È stato molto preciso. Il nero ha commesso due imprecisioni, a quanto pare. Una è questa. Togliamo queste cose, se no.
Una è questa di non giocare F3, però stavo pensando, se lui avesse giocato F3, io non avrei potuto giocare alfiere per F3. Vediamo se alfiere per F3. Certo, torre per F3, donna per E2. Vabbè, e quindi una sicuramente non giocare questo F3 e l'altra, ancora forse più grave, è stato giocare questo H5, permettendo poi la spinta di questo pedone che, come abbiamo visto, è arrivato su B7 immobilizzando questa torre. Un casino. Bene ragazzi, spero che questa partita vi sia piaciuta. A me è piaciuta tanto, il bianco è stato tanto forte, tanto preciso e hanno giocato anche tanto veloci. Beati loro, ci vediamo presto. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!